Dico due parole per introdurvi un attimo l'iniziativa che abbiamo pensato e cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Allora, abbiamo una situazione particolare perché in paese abbiamo una grotta molto bella che quasi nessuno conosce. Siamo arrivati a conoscerla un po' meglio anche noi in questo periodo e nello stesso momento in cui siamo arrivati a conoscere questa grotta, che poi è quella che vedete nel percorso, abbiamo capito che è fortemente a rischio, perché sopra vi è progettato un aeroporto militare. Ora, noi da anni, una parte di noi si occupa delle questioni legate alla base e quindi ci è venuto anche spontaneo occuparcene. Un'altra parte di noi invece era molto interessata alla grotta, al territorio, perché se lo viveva direttamente e non vuole vederselo distrutto. Dall'unione di questi due interessi è venuta fuori questa iniziativa qua. Ora, velocemente cercheremo di descrivervi cos'è questa grotta, sia dal punto di vista biologico, con due accenni, sia dal punto di vista geologico, e di capire anche cosa comporta la presenza di un aeroporto in un territorio come questo. Perché è venuto anche un ragazzo che abita a Decimo, che fa parte di un comitato a Decimo contro l'aeroporto di Decimo. Quindi cercheremo di capire un po' tutto e cercheremo di fare interventi molto snelli per avere il più ampio spazio nel confrontarci, perché quello che ci interessa soprattutto dal momento che noi non siamo granché esperti è quello di riuscire a capire che cosa possiamo fare per impedire uno scempio, sostanzialmente. Perché c'è un bene bellissimo che può portare tante belle cose per noi e per il territorio ed è devastato da anni dalle attività militari e allo stesso tempo rischia di finire completamente devastato dal nuovo progetto di aeroporto. Ora ci sono tantissime questioni rispetto all'aeroporto, alla base militare e a tutto quello che comporta questo tipo di presenza, sia per l'ambiente, sia per l'economia, sia per la salute di noi tutti. Oggi, bene o male, cercheremo di capire un po' di più rispetto a questo particolare ambiente, a questa particolare grotta, fermo restando che poi è difficile vedere scollegate le cose e quindi trovandoci a discutere tutti insieme, ovviamente poi nel dibattito ognuno porterà le sue sensibilità e dirà che cosa gli preme di più in questa situazione. L'unica cosa che riesco a dirvi adesso, che anche sono abbastanza emozionato, quindi ho difficoltà a parlare, è che questa grotta è veramente molto bella. E poi magari qualcuno riuscirà a dirvi anche più tecnicamente, magari parlarne un po' meglio. Però è un qualche cosa di veramente difficile da descrivere anche in fotografia, perché è un qualche cosa di unico, ce n'è veramente poco. Così. Ed è inserita in una zona altrettanto bella, una zona che ci è sottratta da tanti anni e che ora rischiamo di perdere per tantissimi altri anni ancora. Ora, dietro questo progetto di questo aeroporto c'è un interesse economico molto forte, che è quello delle imprese di arte, che comunque diciamo che sono molto potenti e noi abbiamo pochi strumenti per opporci, ma tutti quelli che abbiamo noi siamo fermamente determinati ad utilizzarli, cioè quindi a fare una battaglia perché questo non succede e cerchiamo insomma di confrontarci con tutti per capire cosa si può fare tutti insieme per evitare e niente. Non vi dico altro, ora ci sarà l'intervento di un geologo prima che ci racconterà un po' di più la grotta, di un biologo che ci racconterà un po' quello che è la vita che è molto particolare all'interno della grotta e poi parleremo un po' di più di cosa comporta avere un aeroporto nel territorio, soprattutto in una zona delicata come questa.